La finanza di Pordenone stronca un sodalizio criminale che operava nel commercio online di autovetture di lusso. In Veneto 265 persone truffate, autofficine complici nella Marca e nel Padovano. Il nuovo governo appeso al voto degli elettori 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau. Ieri intanto oltre 23.000 telefonate in meno di 4 ore per il sondaggio sul gradimento del governo PD 5 Stelle, schiacciante vittoria dei no. 19enne in rianimazione a Mestre per meningite, arrivato in ospedale con i sintomi dell'influenza, scattata la profilassi per familiari e amici. Riese X, ladri spietati non esitano a uccidere il cane da guardia per svaligiare un'abitazione, l'animale gettato in una fossa biologica, sdegno in paese. Un padovano senza casa e senza lavoro vive in un gazebo, in un parco cittadino, la storia di Rossano che è rimasto solo e chiede che qualcuno gli dia un lavoro. Dai 7.000 ai 22.000 euro, questo potrebbero pagare gli escursionisti spagnoli per aver rifiutato 2 volte di essere salvati dall'elisoccorso mentre erano bloccati in parete sulle 3 cime di Lavaredo. Per la prima volta una donna alla guida della questura di Belluno è Lilia Fredella, la poliziotta a cui è dato il merito di aver risolto il caso di Yara Gambirasi. Una telecamera per immortalare le scorrettezze su strada e inventarla Beppe Fantin, volto noto a Treviso per le sue vignette, stanco di rischiare la vita ogni volta che si mette al volante. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la cronaca dell'operazione definita Cars Lifting, con la quale la Guardia di Finanza di Pordenone ha stroncato un sodalizio criminale che operava nel commercio online di autovetture di lusso, e in Veneto ci sono ben 265 persone raggirate. Un'operazione che era scattata già nel mese di marzo, quando la Guardia di Finanza di Pordenone aveva sgominato un sodalizio criminale. Soggetti che operavano nel commercio online di auto di lusso di provenienza tedesca, Porsche, Mercedes, Audi e BMW. Sono oltre 35 milioni di euro evasi, 1.329 persone truffate in 97 province di tutta Italia e 20 persone indagate in diverse province, fra le quali anche Treviso e Padova. Solo in Veneto le persone cadute nella trappola sono state 265. L'inchiesta è stata condotta su delega della Procura della Repubblica di Udine, che ha disposto sequestri in Italia e all'estero per più di 5 milioni di euro. Grazie ad alcune agenzie di pratiche automobilistiche, il cui ruolo al vaglio degli inquirenti, la struttura criminale è riuscita in alcuni uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri a Treviso, Roma, Latina e Palermo a sottrarsi alle disposizioni di legge antievasive che non consentono l'immatricolazione di veicoli usati di provenienza comunitaria senza il preventivo assolvimento degli obblighi di versamento dell'IVA. L'indagine ha fatto emergere ulteriori attività criminose nelle operazioni di vendita. Gli autoveicoli commercializzati risultavano spesso subire una riduzione del chilometraggio del 50-70% di quello reale, agendo sul software e sulle centraline elettroniche dei mezzi. Le manomissioni avvenivano in 2 autofficine a Padova e nella provincia di Treviso. Non solo, ma una volta incassati gli anticipi e talvolta l'intero corrispettivo, non veniva consegnata l'auto. Spesso poi venivano avviate plurime trattative per le cessioni del medesimo autoveicolo a più acquirenti. Le Fiamme Gialle, su delega della Procura della Repubblica di Udine, ha disposto sequestri per 5 milioni di euro, oltre a 2 ville, 3 appartamenti, 75 autoveicoli e 21 orologi di lusso, e addirittura nell'abitazione di uno degli indagati una esclusiva cantina costituita da 561 bottiglie di vino e liquori. Lasciamo per un attimo la cronaca per parlare invece della politica. Oggi è il giorno del voto degli elettori 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau, quindi il governo di fatto PD 5 Stelle appeso a questo voto sul quale si dibatte da tempo. È iniziato alle 9 circa il voto online, quindi sono circa 3 ore e mezza che è iniziata la consultazione sulla piattaforma Rousseau, terminerà alle 18. Ovviamente le polemiche restano appunto sul voto online, anche per le problematiche legate alla certificazione esterna dei risultati, ma non solo. Intanto un altro sondaggio è andato in scena ieri e lo abbiamo messo in onda noi di Antena 3, come sapete. Abbiamo iniziato nel telegiornale del Veneto ed è continuato fino a Ring, fino alla trasmissione Ring, questo nostro sondaggio in cui chiedevamo con le vostre telefonate, con le chiamate gratuite, lo squillo gratuito, se vi piaceva l'idea del nuovo governo PD Movimento 5 Stelle. Bene, in meno di 4 ore sono arrivate oltre
23.000 telefonate e il risultato è stato direi indicativo, 93,3% no e 6,7% sì. Peraltro, lo dico anche per coloro che hanno chiamato poi in redazione in queste ore e che parlavano di una linea occupata, la linea era occupata perché automaticamente è occupata, per cui il vostro voto, non preoccupatevi, è stato registrato anche con linea occupata, anche per dare appunto la possibilità di avere un voto segreto e gratuito. Quindi anche se avete sentito la linea occupata, il vostro voto è andato a buon fine. Lo dico a tutti coloro che sono preoccupati di non poter riuscire a dare la loro versione, il loro giudizio. Questo dunque è il risultato abbastanza indicativo dei nostri telespettatori, una vittoria schiacciante del no con oltre 23.000 telefonate, un sondaggio che è terminato, che è stato svelato come esito finale a Ring ieri sera, una serata in cui si è dibattuto ovviamente del governo e nella quale il segretario regionale del Partito Democratico Alessandro Bisato ha rivelato che è stata mandata una lettera dei segretari dei PD del Veneto a Nicola Zingaretti perché vi sia un ministro della nostra regione che si occupi di autonomia, questo appello da parte del PD del Veneto a Nicola Zingaretti. E poi si è parlato ovviamente del voto su Rousseau e del futuro anche ostruzionismo dei leghisti in Parlamento. Allora sentiamo un breve estratto della trasmissione di ieri sera. Io ho chiesto, lo sto chiedendo anche in queste ore, mi augurerei, è un lancio forte, so che probabilmente non otterrò questo, mi augurerei che un Veneto si occupasse del tema dell'autonomia. Sì, immaginavo. Guarda, me lo intesterei come un... PD o 5 Stelle? Sottoscrivo. Va bene chiunque, è chiaro che dal mio angolo visuale dico uno del Partito Democratico. Che sia un Veneto il ministro degli affari regionali per le autonomie, così come era Erika Stefani, sì, anche in questo nuovo governo. Questo è il suo appello. Che ci sia un sottosegretario che si occupa di sto tema. Io voto sì. Vota sì per l'accordo col PD? Sì, perché diciamo che il mal di pancia che avevo quando ascoltavo Salvini viene da lontano, viene dal discorso della nave 18 in cui ho votato contrariamente alla maggioranza degli iscritti perché io ero a favore. Lo aveva messo qui a Ring, no? Quindi deve essere processato Salvini. Io ero partito con le migliori aspettative da 14 mesi fa, immaginavo un governo che durava 5 anni in cui si sarebbe lavorato bene come si è lavorato bene a detta del senatore Vallardi per i primi 14 mesi. Non siamo stati noi a cambiare idea in proposito. Bloccherà la Commissione o no? Ma sicuramente rispetterò i regolamenti e nei regolamenti ci può essere anche qualche impedimento per quei provvedimenti che non sono a favore dell'agricoltura. Fino ad oggi devo dire che Centinaio aveva fatto un buon lavoro, anche grazie al sottosegretario Manzato e alla sottosegretaria Pesce dei 5 Stelle. Se arriveranno dei provvedimenti che non ci piacciono tanto, io credo che qualche difficoltà la faranno. Queste le parole di Vallardi e dunque quello che si è detto ieri sera a Ring. Adesso torniamo alla cronaca. La cronaca ci parla di un 19enne che da 3 giorni si trova in rianimazione in condizioni molto serie a Mestre per meningite, ricoverato appunto nel reparto dell'ospedale dell'Angelo, i medici di malattie infettive che lo stanno monitorando in queste ore. Il ragazzo ha cominciato a stare male la scorsa settimana accusando i sintomi tipici di un'influenza e poi gli accertamenti hanno portato a stabilire che l'infezione sarebbe avvenuta per un meningococco di tipo B. Subito dopo il ricovero è partita ovviamente la profilassi per i parenti e gli amici del 19enne. E restiamo a Mestre perché c'è un video che fa il giro dei web in queste ore, un video che parla del ritorno degli spacciatori in via Piave. Allora ci racconta del ritorno di questo allarme in una zona che sembrava bonificata il nostro Filippo Fois da Mestre. Filippo. Sì, buongiorno da Mestre. Sono stati momenti di autentica tensione quelli che si sono vissuti l'altra sera nell'area di via Piave, come sapete un'area già nota come teatro di spaccio, uno spaccio che si è notevolmente ridotto nell'ultimo periodo grazie alle operazioni delle forze dell'ordine. Nonostante questo e nonostante un pattugliamento costante nell'area, però
si registra ancora la presenza di spacciatori, prevalentemente di nazionalità tunisina, nigeriana. È stato proprio per l'appunto un giovane nigeriano fermato da una pattuglia dei lagunari che presidia l'area a creare i problemi di cui vi stiamo dando notizie, perché subito sono arrivati altri connazionali dell'uomo che hanno praticamente circondato i militari, tanto da richiedere l'intervento di altre forze dell'ordine. Il giovane era riuscito a fuggire e poi naturalmente grazie all'arrivo di altri agenti è stato ripreso e denunciato. Alla fine tutto si è risolto senza conseguenze, e però questo è un campanello d'allarme che probabilmente non si deve sottovalutare su un'area che evidentemente rimane ancora critica. Per ora da Mestre è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. Adesso noi parliamo di ladri spietati che se la prendono con gli animali di casa. Ricorderete a Sanfior nel Trevigiano qualche giorno fa abbiamo raccontato di ladri che avevano preso a bastonate il cane di casa. Questa volta è andata peggio, sempre nella Marca, un pastore tedesco che era il cane di un'abitazione a Riese Pio X. I ladri spietati, pur di entrare nell'abitazione per svaligiarlo, non hanno esitato a ucciderlo, appunto questo pastore tedesco, e poi gettarne la carcassa nella fossa biologica. Il padrone ha scoperto quando era avvenuto in sua assenza dopo essere rincasato, una vicenda che ha creato sdegno in paese. Peraltro i ladri hanno svaligiato l'abitazione portando via un bottino di circa 10.000 euro e hanno poi gettato appunto la carcassa in una fossa biologica, appunto, e questo ha ulteriormente creato sdegno in paese. Invece a Monselice un bandito violento che minaccia e colpisce la guardia giurata durante una rapina in un supermercato. Incastrato durante i controlli sul territorio dei carabinieri è finito in manetta il bandito che sabato sera ha rapinato il supermercato Lidl di Monselice, un 37enne marocchino che per fuggire ai vigilantes non ha esitato a colpirli con le bottiglie di vetro e a minacciarli con i cocci. Poi insieme a un complice si è dato alla fuga, ma poco più tardi è incappato nei controlli stradali dei carabinieri della compagnia di Abano Terme che lo hanno arrestato. Denunciato invece il connazionale che lo aveva accompagnato durante la rapina. Il vigilante si è ferito, è stato medicato in pronto soccorso, mentre il marocchino dopo l'arresto è stato subito rimesso in libertà. Adesso ci colleghiamo con il nostro Federico Fusetti da Vicenza per un incidente in A4 che ha creato e sta creando code e disagi. Federico, a te. Buongiorno da Vicenza, disagi e quasi 5 km di coda questa mattina lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Grisignano e Vicenza Ovest in direzione di Milano. Verso le 9.40 infatti, complice il traffico ormai tornato ai livelli di normalità a conclusione delle vacanze estive, 4 auto si sono tamponate mentre procedevano a velocità moderata, 2 si sono fermate lungo la corsia di emergenza, altre 2 sono rimaste ferme nella prima corsia. Non si sono registrati feriti, ma immediatamente il traffico è andato in tilt fino a toccare, come detto, i 5 km di coda in direzione di Milano. Immediato l'intervento dell'autostrada, dei carri attrezzi che hanno provveduto in meno di un'ora a rimuovere le auto, ma poi prima che il traffico tornasse alla normalità, la coda si esaurisse, è stato necessario attendere quasi fino al termine della mattinata. A testimonianza del fatto che ormai il traffico non è più quello del periodo di ferie, e il fatto che in coda ci fossero decine di camion e mezzi pesanti che hanno così contribuito ad allungare i tempi di ritorno alla normalità. Quindi ripetiamo, 5 km di coda per buona parte della mattinata per un tamponamento, ma nessun ferito. Per il momento da Vicenza è tutto, linea allo studio. Grazie anche a Federico Fusetti. Torniamo a parlare adesso della vicenda che abbiamo raccontato ieri nel nostro TG del Veneto. Ovviamente i 2 escursionisti spagnoli che sono rimasti 72 ore bloccati sulla parete, sulle 3 cime di Lavaredo, però hanno rifiutato per ben 2 volte i soccorsi. Ebbene, loro sono sani e salvi, ma adesso arriverà un conto da pagare molto salato, potrebbe essere un conto di quasi 22.500 euro per i 2, perché è il massimo fissato appunto dalla giunta regionale di 7.500 euro per ogni intervento non sanitario a vuoto. In questo caso sono per ben 2 volte, dunque è la polemica che arriva il giorno dopo
l'intervento che abbiamo raccontato ieri, i due escursionisti che appunto hanno tenuto con il fiato sospeso per 3 giorni i soccorsi, ma rifiutavano di farsi soccorrere perché quando sono stati soccorsi hanno raccontato di essere convinti di essere arrivati in cima, e adesso appunto il conto da pagare, ovviamente una imprudenza che poteva costare loro cara e costare cara anche ai soccorritori. Adesso a Treviso, nella Marca trevigiana di nuovo, a Monastier, per raccontarvi il cordoglio di una comunità per la morte della 98enne, l'anziana che ieri nel tardo pomeriggio, mentre passeggiava verso il centro anziani, annegata in un torrente per aver cercato di recuperare il bastone che era finito appunto nel corso d'acqua. La morte di Wanda Stefanizzi, pensionata di 98 anni di Monastier, ha sconvolto tutti. Chi è che non la conosceva in paese, ci abitava da oltre 40 anni, e quando è circolata la notizia del suo decesso avvenuto per recuperare il bastone che le era caduto in fondo al fiume, su quella strada che percorreva ogni giorno per raggiungere il centro anziani dove si fermava a giocare a carte, è calato un velo di tristezza. La nonnina di Monastier, descritta da tutti come molto attiva e autonoma nonostante l'età avanzata, viveva in via Europa, era seguita dai figli ma era solita fare qualche passeggiata aiutata dal fidato bastone che la sorreggeva. Forse per una disattenzione, una distrazione, le è scivolato dalle mani e per riprenderlo dall'argine avrà osato tanto da scivolare in acqua. La caduta è stata notata da 2 ragazzi che erano in zona. Hanno lanciato subito l'allarme, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, è annegata tentando di raggiungere la riva. A Padova ora per una storia drammatica di un 47enne che ha perso il lavoro, ha perso la casa e di fatto vive in un parco pubblico sotto una specie di tenda, una specie di gazebo, e lancia un appello ai nostri microfoni. Scatole di attrezzi, un divano, bottiglie di birra, 2 fette di salame, un po' di pane e tutta una vita impacchettata in un gazebo di fortuna installato alla buona in un parco pubblico nel quartiere Torre di Padova. E tutta qui l'esistenza di Rossano, che a 47 anni si è trovato senza una casa e senza alcuna prospettiva. Lui ci ha chiesto di non riprenderlo e di non registrare la sua voce, ma ci ha raccontato parecchie cose della sua vita, a partire dal fatto che non lavora da 10 anni e che non riesce proprio a trovare un'occupazione. Fra le sue cose spunta una cartellina con un progetto grafico di una camera da letto che, dice Rossano, vorrebbe realizzare per un'azienda interessata o per qualche privato che voglia rifarsi la zona notte. Qualche anno fa è rimasto solo quando l'anziana madre è mancata. L'unico fratello è uscito da tempo dalla sua vita e ora lui è solo con le sue cose e con l'unico tetto di un gazebo di tela e metallo sopra la testa. Questa situazione è stata portata all'attenzione del web dal consigliere comunale padovano della Lega Alain Luciani, ma per capire cosa passa veramente nella testa di un uomo che decide di vivere in un gazebo bisogna andare lì, parlarci, chiedere perché. Bastano un paio di domande per capire anche che quest'uomo ha avuto i suoi guai con la legge, non lo nasconde né lo nega. Questo cambia qualcosa? Forse sì, forse no, fate voi. Per noi questa resta una storia come tante, viene da dire, dopo tutti questi anni di crisi che sta falciando anche la ricchezza del nord-est. Una storia che non presenta molte vie di uscita. Datemi un lavoro, datemi una possibilità, chiede Rossano a chiunque possa rispondere al suo appello. Questa è la sua storia, racchiusa in un cumulo di pacchi e scatole in un gazebo sul verde di un prato pubblico. Noi ve l'abbiamo raccontata, come tutte le storie di questo nord-est che passano davanti alle nostre telecamere. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo a Belluno adesso. È stata l'investigatrice che ha risolto il caso di Yara Gambirasio e adesso diventa la prima donna a guidare la questura di Belluno. Ieri l'insediamento di Lilia Fredella. Tailleur blu, mocassini, capelli raccolti, siede sulla sua poltrona che avvicina a quelle preparate per i giornalisti, ammettendo che non le è mai piaciuto stare dietro la scrivania. E scorrendo la sua carriera è facile immaginarne il perché. Lilia Fredella assume da oggi l'incarico di questore di Belluno, la sua Belluno, città nella quale ritorna dopo 36 anni di attività operativa fra Milano, Roma, Palermo, Marghera, Sarzana e Kosovo, con un incarico nella Polizia delle Nazioni Unite per le indagini sulle fosse comuni. E l'emozione è grande.
sicuramente una grande emozione. Essere rientrata in questa questura dove ho fatto la domanda da vicecommissario 30 anni fa è stato proprio un momento molto emozionante. La soluzione del caso di Ilaria Gambirasio è molto citato quando si parla della neoquestore. In realtà, dice, è stata un'indagine corale in coordinamento con i carabinieri. La storia di una ragazzina di una famiglia normale che ci ha toccato moltissimo. Lilia Fredella è stata nel gruppo di indagine Falcone Borsellino e recentemente a Roma, dove ha retto la direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. E a Belluno, dopo aver seguito Expo e G7, è pronta ad affrontare le sfide dei grandi eventi. Sono sicuramente delle sfide che metteranno anche Belluno e la questura di Belluno un po' al centro del lavoro e dell'attenzione. Il lavoro è stato già pianificato in parte, ovviamente adesso richiederà una certa puntualizzazione perché gli impegni si stanno approssimando. Intanto la questore anticipa la previsione di rinforzo dell'organico entro i mondiali 2021, un impegno per i suoi uomini e per tutti i cittadini. È anche un momento di grande responsabilità, proprio perché comunque questa provincia la conosco, anche se sono 36 anni che non ci vivo più, e quindi la vivo in questo modo, con onore, emozione e responsabilità. Una telecamera per immortalare le scorrettezze su strada, inventarla un trevigiano molto noto in città per le sue vignette, ma che in questo caso diventa inventore perché è stanco di rischiare la vita ogni volta che si mette al volante. Cosa significa questo cartello? Questo cartello è un progetto che ho in mente e che ho anche presentato al Comune di Roncade, perché ogni giorno, chiaramente facendo la strada, ho notato quanta gente corre in modo scorretto. Non occorre l'alta velocità nella guida per causare incidenti, anzi molte volte è la disattenzione che porta l'auto, seppur nei rigorosi 50 all'ora, in centro strada o ad invadere la pista ciclabile con inevitabili incidenti o investimenti. Troppe volte Beppe Fantin, vignettista trevigiano, lungo la Treviso Mare che utilizza ogni giorno, ha visto situazioni del genere e si è visto costretto a manovre impossibili pur di evitare gli schianti. All'inizio era arrivato alla provocazione di disegnare gli scorretti al volante, poi gli è venuta in mente l'idea di una telecamera intelligente. Ho chiamato un'azienda leader nel settore nella costruzione di telecamere, ho detto loro che vorrei una telecamera che mi fosse in grado di fotografare le targhe delle macchine che corrono in modo scorretto, tipo il sorpasso in linea continua e in doppia linea continua. Un'idea alla quale pare non abbia ancora pensato nessuno, visto che l'azienda che si è messa subito all'opera ha pensato anche di brevettare il software castiga scorretti. Detto, fatto. L'azienda che io ho contattato è un'azienda di Mantova, la telecamera è già pronta, si tratta solo di avere voglia di chiamare Veneto Strade, di fare il percorso per l'omologazione, dopodiché l'installazione è breve, cioè ci vuole poco. Perché le telecamere omologate sono sensibili solo alla violazione dei limiti di velocità o al passaggio con il rosso. Nessuna al momento fissa le altre scorrettezze, comunque digitalmente rilevabili. Quelli che io chiamo i furbetti, con queste telecamere vengono fotografati, chiaramente tutte le immagini vanno alla polizia locale della strada del comune di competenza. Beppe è una speranza, che la prima telecamera antiscorretti sia messa in funzione lungo la Treviso Mare. La scorrettezza che io vedo tutti i giorni sono i sorpassi in doppia linea continua, soprattutto nel cavalcavia dell'Arsenale a Roncade. Alla mostra del cinema adesso con il consueto aggiornamento mattutino con il nostro Lorenzo Maier, tante le star, ieri anche la figlia di Johnny Depp in passerella, ma oggi è il giorno anche di un po' di glamour con la coppia Fedez-Chiara Ferragni, è così Lorenzo? Sì, è assolutamente così Nicola, buongiorno a tutti voi, qui dall'Hotel Excelsior, quando in questi minuti sono attesi qui in Daxena appunto Chiara Ferragni e Fedez. La coppia è seguita da un staff di 20 persone, per cui non sarà facile anche per i cacciatori di fans andare a scoprire e a catturare magari un selfie, un autografo. Comunque l'attenzione è tutta per loro, pensate che già da 4 ore in Daxena c'è una grande attesa perché la notizia dell'arrivo della super coppia è rimbalzata sui social e da 4 ore i fans sono appostati per catturare qualcosa del loro arrivo. Coppia che rimarrà qui all'Excelsior per ben 2 notti, quindi ci sarà modo e tempo di andare a loro caccia.
Altro aspetto significativo è stata ieri sera la passerella trionfale per il protagonista di The King, a cui il leader ha voluto veramente regalare una grandissima ovazione. Questo pomeriggio alle 15 Julie Andrews al Palazzo del Casino di Sala Conferenze terrà una masterclass con i suoi fans e segnaliamo da ultimo due eventi importanti. La premiazione questa mattina all'Italian Pavilion di Vincenzo Morlica, che è un po' soprannominato dai colleghi come il presidente della mostra, e questo sarà il suo ultimo festival, è stato premiato con i premi bianchi e proprio per lui sono voluti arrivare sia il direttore della mostra che il presidente della Biennale, che lo hanno ringraziato per il lavoro svolto. Morlica è stato accolto da una autentica ovazione. Da ultimo grandi iniziative anche sullo spazio della Regione Veneto. L'assessore Carlo Corazzari da questa mattina sta in pianta stabile allo stand per promuovere il Veneto in maniera veramente puntuale, e è stato presentato anche il cortinametraggio qui a Venezia, un festival che si svolgerà a Cortina d'Ampezzo il prossimo maggio, e ovviamente sulla Pedra dei Dolomiti, vista la vittoria olimpica, si sono concentrate le attenzioni un po' di tutta la stampa nazionale ed internazionale. Per il momento, Nicola, se non hai domande dallo studio, da Lido è tutto. Grazie a Lorenzo Maier. Noi siamo in chiusura, vi ricordo, lo dico ad antenna, i riferimenti per le vostre segnalazioni. Eccole qui, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, redazione @antena3.it per scrivere una mail, 351 175 5340 per sms e WhatsApp per segnalare disservizi e problemi. Fra pochissimo, ore 13, un tema molto importante, quindi da non perdere, si parlerà di vaccinazioni pediatriche. Ospiti in studio il dottor Sandro Cinquetti, direttore del servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, e il dottor Stefano Martellossi, direttore dell'unità operativa complessa di pediatria dell'ospedale Cafoncello. Vaccinazioni, tema molto caldo in questi giorni di inizio scuola. E poi questa sera a 20:10 con Elena Donazzan, l'assessore del lavoro e all'istruzione della Regione Veneto. E adesso vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al meteo. Clima meno caldo ma anche un tempo più dinamico, primi segnali di un lento declino della stagione estiva. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 3 settembre. Sul Veneto, dopo il passaggio perturbato di questo inizio di settimana, il tempo tornerà a ristabilirsi, sarà dunque più asciutto e anche soleggiato dappertutto e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Clima gradevole più fresco, con temperature minime tra i 16 e i 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 27 gradi circa. Anche sul Friuli Venezia Giulia andrà meglio, con ampio soleggiamento ovunque, con cielo sereno, salvo per innocue velature sui rilievi. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime oscillanti invece tra i 26 e i 28 gradi. Situazione pressoché identica sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, qualche addensamento sui settori alpini di confine ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime sui 16 gradi, massime sui 29 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.